Buonasera, benvenuti a questa edizione del nostro telegiornale. Vediamo subito i titoli. Celia di Natale, luminarie, mercatini e vetrine addobbate fanno respirare l'aria delle feste. Per l'albero c'è chi non aspetta l'8 dicembre. Auto si schianta contro lo spartitraffico in via Palermo a Catania. Morto un 38enne, gravissimo il figlio di 14 anni. L'auto si è ribaltata probabilmente per l'alta velocità. Spettacolo sullo Stromboli con l'eruzione in corso sulla Sciara del Fuoco. I residenti chiedono la manutenzione delle vie di fuga. Servono 6,5 milioni di euro. Palermo, rivoluzione in spiaggia, Mondello, stop allo storico monopolio. Saranno 7 le spiagge libere, altre 7 porzioni di demanio verranno date in concessione. Segnaletica incomprensibile fra Aci Castello ed Aci Trezza nel Catanese. Alcuni cartelli sono bizzarri, altri nascosti dalla vegetazione. Calcio, il Palermo travolge la Carrarese, da lontana la crisi, in evidenza poi Giampalo, autore di una tripletta. Catania, un gol per restare in vetta, lo segna Francesco Forte che consente ai rossazzurri di vincere a Picerno. Buongiorno e benvenuti a questa edizione del nostro telegiornale. Ci sono tante notizie, naturalmente c'è anche la cronaca, ma prima, visto che domenica si è respirata già l'aria di Natale, siamo andati a fare un giro al centro di Catania con Desiree Ferlito. Il grande albero di Natale, le luminarie, i mercatini, le vetrine addobbate a festa e la grande voce di Michael Bublé che invade le strade della via Etnea. L'atmosfera natalizia è bella per i grandi, è bella per i piccoli, porta gioia. L'atmosfera natalizia sboccia al centro storico di Catania e convince le famiglie che passeggiano al sole che è arrivato il momento giusto per iniziare ad acquistare i regali di Natale e per tirare fuori lui. L'albero di Natale? Già fatto, l'abbiamo fatto ieri, quindi abbiamo approfittato di questo weekend. Io ho comprato gli addobbi, tutto quello che hanno richiesto, come ogni anno cambiamo sempre addobbi. Lei ha pagato? Ho pagato, sì. Ti è piaciuto l'albero di Natale, amore? Sì. Bello, grande, luminoso, Che colori? di tutti i colori. Il rosso, il primo anno che lo faccio col bordeaux in realtà. Per me l'albero di Natale è rosso e dorato. Di che colore l'hai fatto l'albero di Natale? Bianco. Estro, nuove tendenze e la fantasia dei più piccoli, ma le famiglie si dividono, qualcuno più tradizionalista aspetterà l'8 dicembre. No, rigorosamente dopo che è Santa Lucia, perché anticipare tutto sto tempo? Ancora no, ancora è presto. Dopo l'8. Il periodo più magico dell'anno sembra dunque ai nastri di partenza e i bimbi sono pronti a godersi l'incanto. Senti, com'è venuto quest'albero di Natale? Bello. Di che colore? Tutti i colori. Ma l'hai fatto tu o la mamma? La mamma e io. E i regali quando arrivano? Quando arriva il Babbo Natale. E adesso siamo alla cronaca. C'è stato un incidente mortale in via Palermo a Catania, a perdere la vita un uomo che viaggiava con il figlio di 14 anni che è in gravi condizioni. La loro auto si è ribaltata probabilmente per l'alta velocità. Tonino De Mano. Ancora sangue sulle strade di Catania ed ancora un incidente mortale, il secondo, nel giro di 48 ore. Dopo il terribile schianto sul viale Kennedy alla Playa, costato la vita al 28enne Salvatore Bonaccorso, un altro incidente semina dolore e morte. A perdere la vita è stato un 38enne che viaggiava insieme al figlio di 14 anni, quest'ultimo rimasto gravemente ferito e trasportato in codice rosso all'ospedale San Marco. Erano da poco passate le 7 del mattino quando l'auto si è schiantata su questo spartitraffico in via Palermo, non distante dal curvone di via Rosano. Fatale probabilmente l'alta velocità, con l'utilitaria che più volte si è ribaltata prima di adagiarsi su un fianco. Sul posto sono arrivati 2 ambulanze e i vigili del fuoco che con difficoltà hanno estratto padre e figlio dalle lamiere contorte. Il padre è deceduto durante il trasporto all'ospedale Garibaldi. Sulla vicenda indaga la sezione infortunistica della Polizia Municipale di Catania. Andiamo adesso a Stromboli, nelle Isole Eolie, dove il vulcano è tornato a farsi sentire. I residenti chiedono la manutenzione delle vie di fuga. Sentiamo Francesco Triolo.
Lo Stromboli è tornato a farsi sentire con un trabocco lavico di una certa consistenza generato dall'area craterica a nord del vulcano, che sta alimentando un flusso di lava che al momento scorre nella parte alta della Sciara del Fuoco, uno spettacolo, quello del rossore tra le nuvole, che è ben visibile sia da Stromboli Paese che da Ginostra. Non ci sono motivi di preoccupazione, ma l'attività eruttiva ha riacceso alcune questioni legate alla messa in sicurezza delle vie di fuga. I residenti chiedono che venga effettuata la pulizia periodica e sistematica dei sentieri e delle strade principali dell'isola, così da poter raggiungere in caso di emergenza i centri di raccolta, gli approdi e le elipiste. Proprio in tal senso l'autorità di bacino della regione ha trasmesso alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, alla regione stessa e alla Protezione Civile 4 documenti di indirizzo alla progettazione per un importo complessivo di oltre 6 milioni e mezzo di euro. Gli interventi, che consistono prevalentemente in opera di ingegneria naturalista, sono la conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici del 19 e del 20 ottobre 2024 che hanno interessato il territorio di Stromboli, generando diffuse criticità idrogeologiche e danneggiando le aree a monte dei centri abitati. Stop al monopolio nella gestione delle spiagge a Palermo e provincia. Dal 2027 le spiagge attrezzate saranno 7 e altrettante le spiagge libere. Maglio Viola. Addio al monopolio nella gestione delle spiagge del Palermitano. Dopo le polemiche legate alla vicenda della immobiliare italo-belga che gestisce la spiaggia di Mondello e per la quale la Regione ha avviato una procedura di decadenza dalla concessione, si registra una accelerazione nella redazione dei piani di utilizzo del demanio marittimo che i comuni devono predisporre in base a una legge del 2005. Così i 23 km di spiaggia della provincia di Palermo saranno suddivisi in vari lotti, 258.000 i metri quadrati che andranno in concessione, mentre una porzione simile resterà spiaggia libera. Si comincia dal comune di Palermo e dunque da Mondello, dove il litorale viene diviso in 14 lotti. Solo 7 saranno messi a bando per assegnarli a gestori che vinceranno le gare per farne spiaggia attrezzata. Altre 7 porzioni resteranno spiaggia libera e con un principio di alternanza fra libera e attrezzata. La bozza di piano è stata adesso approvata dalla Regione e deve andare davanti al Consiglio Comunale, che dovrà approvare il piano definitivo prima dell'ultimo vaglio ancora da parte dell'assessorato territorio e ambiente. Ci vorrà ancora un anno per i passaggi burocratici, ma in ogni caso le concessioni demaniali in regime di proroga scadono nel 2027. Entro la fine di quell'anno bisognerà fare le gare, ma gli effetti sulle spiagge li vedremo nel 2028. Per Mondello però, se la revoca della concessione alla italo-belga dovesse essere completata, si potrebbe dover avviare prima la gara e anticipare almeno di un anno il percorso. Il piano di Palermo e provincia prevede comunque non solo spiagge attrezzate e spiagge libere, ma anche porzioni di spiaggia al litorale da destinare ad attività sportive, concessioni dove siano ammessi gli amici animali, 2 lotti di aree attrezzate da destinare a pubblico spettacolo, una struttura ricettiva, 2 parcheggi. Infine si inserisce una regola contro il monopolio: nessun operatore economico potrà gestire più di 2 lotti messi a bando. Siamo alla politica, la sfiducia, le inchieste e la finanziaria non spaventano il Presidente della Regione, che martedì riferirà in aula. Intanto arriva il via libera alle nomine di sottogoverno riservate alla DC. Galvagno, il Presidente, annulla il concerto di Natale all'Ars. Luca Ciliberti. Martedì si discuterà in aula all'Ars la manovra di sfiducia al presidente Schifani. Si parte da 23 voti più i 3 di Sud Chiama Nord con Cateno De Luca. Qualcuno giura che qualche altro voto arriverà in corsa. Il presidente è sereno, non porta rancore, l'ho detto lui stesso in queste ore, ed è pronto a riferire in Parlamento regionale, ma la mozione delle opposizioni non sembra preoccupare né Schifani né la maggioranza. La mozione di sfiducia ovviamente non passerà. È una mozione di sfiducia che è un mero atto politico, una testimonianza di presenza. Di solito anzi raggiungono l'effetto opposto, quello di compattare la maggioranza e di rafforzarla. Dopo 3 giorni di attesa il governo Schifani ha scongelato le nomine di sottogoverno riservate alla DC in consorzi universitari, parchi regionali e IACP. Le stesse che erano sparite dall'elenco compilato prima della bufera giudiziaria che ha investito Cuffaro, determinando le dimissioni dalla giunta dei 2 assessori della DC. Seppur con ruoli
di secondo piano, i democristiani sono ancora nel governo. Un segnale per blindare la fiducia è anche la manovra finanziaria che arriverà a breve in aula. La maggioranza dunque serra i ranghi per evitare di andare sotto ai voti, così come è accaduto l'ultima volta. Il presidente dell'Ars, Gaetano Galvani, ha annullato anche il concerto di Natale per dare priorità, si legge, all'organizzazione dei lavori per l'approvazione della legge di stabilità. Sul piano giudiziario, invece, il Tribunale del Riesame ha annullato il sequestro degli 80.000 euro trovati e sequestrati nelle case di Cuffaro. I soldi erano posseduti legittimamente e non sarebbero frutto di azioni relative all'inchiesta in corso. Per contrastare l'emergenza idrica, la Regione ha assegnato al comune di Misiliscemi, in provincia di Trapani, 2 finanziamenti, oltre 1 milione per gli interventi di recupero e ristrutturazione del serbatoio di Marracco, un'infrastruttura strategica del territorio, e 119.000 euro per il partitore per sostituire l'attuale pompa. Ci fermiamo, c'è adesso una pausa, torniamo tra poco con altre notizie, parleremo tra l'altro della segnaletica nascosta tra Aci Castello e Aci Trezza. Segnaletica incomprensibile fra Aci Castello ed Aci Trezza, nel catanese alcuni cartelli bizzarri, altri nascosti dalla vegetazione. Tonino De Mana. Arrugginita e piegata, con il pannello integrativo accartocciato come fosse un pezzo di carta, nascosta dalla vegetazione o addirittura occultata da un enorme palo in cemento. Segni del tempo, incuria e approssimazione caratterizzano la segnaletica verticale, pericolosa per automobilisti e pedoni. In via Re Martino, una delle strade principali di Aci Castello, sono tanti cartelli precari e bizzarri, alcuni collocati in maniera suggestiva come questo pannello che indica la sosta a pagamento. E che dire di questo cartello in pendenza che indica una scivola per disabili, talmente in pendenza che l'inclinazione fa concorrenza alla Torre di Pisa. Aci Trezza, terra di malavoglia, da qualsiasi direzione si arriva, da Messina o da Catania, il cartello che vi mostriamo è poco utile ed in effetti qualche tempo fa era orientato in maniera diversa. Tranquilli, non è stato il vento. Divieto di sosta e fermata, credeteci, sulla parola è lui, ma sulla statale 114, sempre ad Aci Castello, si intravede soltanto. Ma cosa dice la legislazione in materia? La risposta la dà il presidente di Confconsumatori, Carmelo Calì. La segnaletica deve essere ben visibile all'automobilista e quindi, qualora sia coperta ad esempio da vegetazione per omessa o carente manutenzione o per qualsiasi altro motivo, il consumatore può impugnare la multa che ha ricevuto e tra l'altro anche la stessa giurisprudenza è concorde nell'annullare queste multe. Gran finale, segnaletica di attraversamento nascosta dal semaforo. Siamo sulla statale 114 all'altezza di via De Felice. Non solo, strisce pedonali visibili a metà. Sarà finita la vernice bianca? No, risponde questo residente. Perché probabilmente da questo lato passano più macchine. Ma quante macchine passano? La voce della pace tra i templi di Agrigento. In centinaia hanno preso parte alla marcia costruttori di pace e testimoni di fraternità. Davide Sardo. Un fiume di passi e un'unica voce, quella della pace. Nella cornice senza tempo della Valle dei Templi si è svolta la marcia Costruttori di pace e testimoni di fraternità, dai templi della storia alla concordia tra i popoli. Un cammino simbolico dal Tempio di Giunone alla Concordia per lanciare ad Agrigento un messaggio oggi più urgente che mai. L'iniziativa di rilevanza nazionale è stata promossa dall'Ordine Francescano Secolare d'Italia in collaborazione con l'OFS Sicilia e le istituzioni locali. Vogliamo dare oggi ad Agrigento è che la pace si può costruire con l'impegno quotidiano di ciascuno. Non possiamo chiedere oggi che smettano di suonare le armi, ma prima di tutto ci prendiamo l'impegno perché ognuno di noi faccia il suo pezzo di pace e il suo passo di pace. Presenti anche numerose presidenze nazionali di associazioni e movimenti. Oggi da questa valle vogliamo ribadire l'importanza della fraternità, l'importanza del noi. Una grandissima partecipazione che ricade all'interno dell'Assemblea Nazionale, la presenza dei francescani secolari di tutta Italia, ma tante le istituzioni e gli amici arrivati da ogni parte della Sicilia e non solo. Una marcia che vuole proseguire ogni giorno nei gesti di ciascuno per costruire fraternità reale e duratura.
E siamo alla pubblicità, torniamo tra poco con il calcio, con il Palermo che travolge la Carrarese, mentre il Catania è sempre in testa alla classifica. Siamo al calcio, in Serie B, il Palermo travolge la Carrarese ed allontana la crisi. Sentiamo Marco Gullà. Una manita alla crisi, il Palermo torna alla vittoria al Barbera, goleata rosanero 5-0 alla Carrarese, 3 punti che rilanciano i siciliani. Una partita praticamente perfetta, quella della formazione di Inzaghi, trascinata anche dal killer instinct Poyampalo, autore di una tripletta. Se sarà la vittoria della svolta lo scopriremo solamente nelle prossime giornate, ma di certo c'è che il Palermo ha risposto presente e ha annichilito la Carrarese. Inzaghi tiene ancora in panchina Brunori, dentro Leduaron assieme a Palumbo e Poyampalo, primi minuti di equilibrio, succede poco. Il Palermo però si tiene costantemente in avanti, al 25esimo la sblocca. Ceccaroni da sinistra serve Poyampalo, giocata intelligente dell'attaccante Persegre che scarica un destro preciso con palla che si insacca all'angolino. Il Palermo morde, la Carrarese non reagisce, il raddoppio arriva al 44esimo con Segre che questa volta si trasforma in uomo assist per Palumbo, colpo di testa vincente sotto la traversa, primo gol per lui con la maglia del Palermo. Nella ripresa arriva il tris dopo appena 3 minuti, azione in contropiede con Pierozzi che avanza sulla fascia, cross in mezzo e destro vincente di Poyampalo. Il Palermo gioca bene e si diverte, poi fallo di Calabrese su Vasic e calcio di rigore dal dischetto. Poyampalo è implacabile, 4-0, ma il finlandese vuole portarsi il pallone a casa e allora nel finale su cross di Pierozzi arriva la stoccata del 5-0. Grande prestazione, il Palermo vince e convince, ma adesso occorre la continuità. E il Catania ha centrato l'obiettivo, restare in testa alla classifica. Il gol iniziale indirizza il match di Picerno, poi tante occasioni per chiudere la partita che vale anche il ritorno al successo in trasferta. Marco Carli. In partite dal tempo effettivo sempre più ridotto serve partire forte. Il Catania Picerno l'ha fatto in tutti i sensi, si potrebbe dire, visto che è forte dopo 64 secondi a indirizzare il match con il 6° gol personale in campionato. Poi i rossazzurri dominano per mezz'ora, costruiscono varie occasioni e proprio il primo tempo, piaciuto a Toscano, è anche quello in cui si poteva chiudere definitivamente l'incontro. Nelle scelte dobbiamo essere più cattivi, più determinati, perché poi non puoi tenere aperte certe partite. Le tante occasioni che abbiamo creato, le situazioni, soprattutto in area di rigore del Picerno, se vuoi essere una squadra forte devi concretizzarle, chiudere la partita e andare a casa. La ripresa è meno tecnica, si ferma Donnarumma, lunedì gli esami per capire l'entità del malanno. Il Catania costruisce comunque più occasioni degli avversari, una in particolare con una bella azione finalizzata da Jimenez e sventata da Marcone. Poi però, proprio per non aver chiuso la partita, arriva il rischio nel finale con l'ex Bocic. Dettagli importanti, anche da sistemare. Non è un dettaglio la classifica e nemmeno la sensazione che trasmette il gruppo, sempre pronto a esultare, anche metaforicamente, con chi è a casa infortunato. Il mister prima della partita ci ha fatto vedere un video bellissimo dove Aloi, Cicerelli e Mario Ierardi ci hanno salutato e ci hanno dato la carica ed è stata una grande emozione, ci ha dato quel di più da dare in campo. Soltanto un pari delle Trapani contro il Monopoli, ci dice tutto Franco Cammarasano. Il Trapani, privo di diversi elementi anche per dare spazio ad alcuni giovani, dura un tempo e poco più e così deve accontentarsi di un pareggio contro un Monopoli che nella ripresa ha provato a prendersi l'intera posta in palio. Eppure la partita si era messa subito in discesa per la squadra granata, andata in vantaggio dopo appena 12 minuti col solito Fischnaller, bravo a sfruttare un assist di Ciuferri su una palla vagante in area. Appena accennata la reazione del Monopoli che ha provato da fuori area a impensierire Galeotti con Greco al 19esimo, Calcagni al 32esimo e Valenti al 45esimo.
Nella ripresa però le sostituzioni operate da Aronica, forzate quelle di Ficinaller e Ciuferri, non hanno prodotto gli effetti sperati. Al 35esimo bravo Galeotti a respingere una punizione di Greco, ma al 62esimo arriva il pari del Monopoli, trattenuta di Pirrello sull'ex Granata Fall, e l'arbitro, dopo aver consultato il video, concede il rigore che lo stesso Fall trasforma. Il Trapani a questo punto si sgonfia, rischia grosso, il Monopoli al 70esimo colpisce anche una traversa di testa con Tirelli, mentre i Granata solo nel disperato assalto finale tentano invano di ribaltare a proprio favore un risultato sostanzialmente giusto. Siracusa dai 2 volti, gli azzurri partono forte, ma nella ripresa c'è il crollo. Marco Petrolito. Torna a perdere il Siracusa, che gioca un buon primo tempo, crea le occasioni migliori e va meritatamente in vantaggio, ma cala la distanza e l'Atalanta Under 23 ne approfitta, ribaltando il risultato e chiudendo sul 3-1. Gli azzurri partono a gran ritmo, trovando il vantaggio già al 12esimo sul calcio di rigore trasformato da Molina dopo un fallo in area ai danni di Ba. La squadra di Turati però rischia di subire il pari al quarto d'ora, sul tiro cross di Cassa parato bene da Farroni. Siracusa che comunque riesce a tenere ritmi alti e al 23esimo si rende pericoloso con una spettacolare rovesciata di Molina che esce di poco. Nel finale di tempo poi ci provano Parigini e ancora Molina, ma il portiere bergamasco Vismara è sempre molto attento. A cambiare l'inizio della gara è il gol di Levac che al 48esimo, il terzo minuto di recupero del primo tempo, firma l'1-1 di testa sugli sviluppi di un corner con la difesa azzurra che rimane immobile a guardare. Nella ripresa il Siracusa prova nuovamente a spingere, al 52esimo Di Paolo ci prova con il sinistro sfiorando il palo, mentre Molina impegna Vismara con un colpo di testa che si rivela centrale. L'Atalanta, più attendista, prova invece a colpire in ripartenza. Al 62esimo Farroni tiene in vita i suoi con una doppia parata su Cissé e su Misitano, ma al 66esimo una deviazione di Bonacchi su tiro di Navarro a completare la rimonta dei nerazzurri, che siglano così il gol del 2-1. Tris nerazzurro che arriva un quarto d'ora dal 90esimo, Misitano scappa in campo aperto, supera Cancellieri in velocità e chiude le ostilità. Il Siracusa torna così alla sconfitta dopo una prestazione a 2 facce, con l'Atalanta che ha mostrato maggior lucidità e concretezza. Per la squadra di Marco Turati la possibilità di rialzarsi arriverà sabato prossimo al De Simone nella sfida interna con il Foggia. È tutto per questa edizione, grazie per averci seguito, vi auguro una buona serata.